Testamenti di grandi italiani, questo è il nome della mostra che apre i battenti il 16 febbraio nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, organizzata all'Archivio Storico Capitolino e a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, che attraverso la prima raccolta pubblica di testamenti originali illustra la dimensione umana di grandi personaggi noti principalmente per le loro attività pubbliche come Cavour, Verdi, Caruso, Garibaldi, Lina Cavalieri. Questi atti permettono di ricostruire lo spaccato di una Roma del Cinquecento impegnata in attività commerciali, committenze artistiche, compravendite e con una forte affluenza di stranieri alla corte di Roma. Lasciti che ci offrono punti di vista differenti sulla storia raccontandone gli avvenimenti e le sensibilità con l'aspirazione di giungere fino a noi. Così l'assessore alle politiche culturali e centro storico di Roma Capitale Dino Gasperini presenta la conferenza stampa di presentazione della mostra. Una riscoperta per gli appassionati di testamenti, una scoperta assoluta per i tanti cittadini romani che non sono mai venuti a conoscenza del personaggio dal vivo, a quello che ha scritto direttamente. È un pezzo di storia importante dei 150 anni dell'Unità d'Italia che viene raccontata attraverso ciò che chi l'ha fatta quella storia ha voluto lasciare. In alcuni casi ci sono delle disposizioni personali, in altre ci sono dei progetti e delle idee che poi sono state realizzate negli anni e hanno contribuito a fare un altro pezzo di storia, quindi è una parte del passato che noi presentiamo e che guarda al futuro. Abbiamo voluto farlo all'interno di un luogo meraviglioso che è l'Archivio Storico Capitolino. Abbiamo raccolto atti di ultima volontà con l'intento di riportare l'attenzione sulle singole persone, quasi che fossero scomparse di recente e si discorresse dei loro sbalzi d'umore. Così Paolo Setti, vicepresidente del Consiglio Nazionale del Notariato. Si tratta di andare a prendere documenti archiviati, documenti antichi e ridargli una modernità assoluta, farli rivivere e come ho detto in conferenza stampa si tratta di andare a prendere la storia attraverso i sentimenti dei suoi protagonisti, ma non con i documenti ufficiali, quelli per cui sono diventati famosi, ma sotto l'aspetto umano. Il Consiglio Nazionale del Notariato, che ha curato la mostra, ha disposto i lavori di restauro del testamento di Giuseppe Garibaldi, scritto di suo pugno il giorno prima di morire a Caprera, che riporta la data del 1° giugno 1882 ed è uno degli straordinari documenti in esposizione. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18 fino al 17 marzo presso l'Archivio Storico Capitolino.